Gino, ti capisco, anche tu volevi scappare dalla tua vita. Bastava che aspettassi un attimo. Un dialogo a cuore aperto, quello che Don Francesco Ferronato, parroco di San Nazario, ha intavolato con Gino Secco durante l'omelia nel funerale del ristoratore 79enne che si è tolto la vita lo scorso 31 marzo per i troppi debiti che gravavano come un macigno su di lui e la famiglia. L'ha fatta finita mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto ed era stato proprio Don Francesco tra i primi a trovare il corpo ormai senza vita di Secco nella sua abitazione in pieno centro paese. Gremita la chiesa per l'ultimo saluto a una persona che per decenni ha animato il cuore di San Nazario con la sua trattoria che attirava clienti da mezzo Veneto. Gino, quanta gente hai accolto dentro, sopra, davanti alla piazza. Io dovevo passare attraverso i tavolini per entrare a casa, no? Perché? Perché tu facevi da mangiare bene, perché ti conoscevano tutti, perché era bello venire qua e gustarsi la piazza, gustarsi un po' di serenità, perché erano capaci di fare questo sta gente qua. Che bello. C'è così tanto affetto nelle parole di Don Francesco, così tanta tristezza per la perdita di Gino Secco, di così tanta rabbia per una morte così terribile. Grazie, Gino, della tua messa sui tavoli della trattoria da Gino per tutti i poveri cristi che siamo e che continuiamo ad essere noi. Grazie. Una comunità che si è stretta in chiesa attorno ai familiari del ristoratore e che martedì sera si era riunita in una veglia in ricordo di Secco. Un momento intenso con il fratello Fabio e la nipote Marion, arrivati da Strasburgo, dove vivono, che hanno cantato la canzone preferita del 79enne, una struggente versione di Zombie dei Cranberries per ricordare tutta la passione per un lavoro che tanto gli ha dato e tanto gli ha tolto.